del percorso. Vediamo intanto proprio il pilota dagli occhi a mandorla. Pronto? Mamma mia, avete visto come ha sganciato per un attimo il piede, il punto d'appoggio sulle pedane della sua Honda HRC Montesa. Vedete la discesa al limite estremo per il giapponese che indirizza l'avambreno con la spinta della ruota motrice del posteriore. Il giapponese che non chiude affatto il gas, rischia un po' Fushinami. Vediamo. Attenzione perché adesso c'è uno dei papabili al gradino più alto del podio, è il numero 2 Adam Raga. La breve lo vedremo spruccare questi due Maci. Bravo intanto il pilota di Gas Gas. Attenzione al tratto in discesa, vedete come i piloti alzando il posteriore indirizzano la propria motocicletta dove vogliono su questo percorso accidentato, ed è importante questa tipologia di guida. Bravo salire, bravo, attenzione, ci può stare il piedino. Adesso ultima parte, siamo entrati nella seconda metà di questa 11ª zona. Lascia scorrere la moto fino laggiù. Dopo il fischio dell'osservatorio, giudice di zona, capo zona, che dà il via libera dunque a Tolibo con la sua 4 tempi montesa. Eccolo lì, consapevole che l'avversario diretto Adam Raga ha lasciato una pedata qui sulla zona numero 11. Molto bene intanto Tolibo, vediamo il suo passaggio in discesa. Vedete quanto è importante gestire al momento la situazione. Arriva, eccolo qua.